Seconda parte di 7 in punto, trattiamo temi economici, temi fiscali e lo facciamo con Alberto De Franceschi, presidente di Associazione 2010, ma commercialista, anzi precisamente tributarista. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Grazie alla sua associazione quest'anno Telefisco si è svolto annuale. E Zero Branco. E Zero Branco, cioè provincia di Venezia. Che cos'è Provincia di Telefico? Treviso, Zero Branco. Sì, è vero, ha ragione. Però, mi scusi. Però annuale Venezia. Annuale Venezia, vede, sì. siamo al confine. Siamo, sì, un po' ai confini. Siamo al confine, ma quell'area è sempre un po' indistinta, no? Perché c'è il distretto veneziano telefonico, ma Treviso, sì, ci sono degli elementi un po' ingannevoli. Sì, comunque siamo al confine. Dopo questa parentesi geografica, che cos'è Telefisco? Allora, noi in realtà sono 5 anni che siamo i delegatari del Sole 24 Ore, che è questa testata che ogni anno organizza Telefisco. Telefisco mette in contatto il cosiddetto pubblico con il privato. Cioè, cosa significa? Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, i maggiori economisti, gli esperti di natura fiscale e tributaria spiegano alla gente qual è quella che è stata la manovra fiscale che è stata approvata nel mese di dicembre. E le persone che sono nelle sale dove viene distribuito questo meeting, che è a circuito chiuso, per cui bisogna andare su queste sale per sentire oppure prendere la diretta via streaming o quant'altro, possono interfacciarsi e fare domande che poi hanno una risposta o in diretta o con altri sistemi sulla carta stampata. Quindi il 29 gennaio avete discusso della legge di stabilità e a questo punto quali sono i temi sul tavolo? Qual è il nostro presente, futuro? Quali consigli ci può dare? Allora, temi sul tavolo ce ne sono tanti. Diciamo che gli argomenti salienti sono quelli legati alle discipline del lavoro, quindi il famoso Job Act, quelli legati al rientro dei capitali dall'estero, quelli legati al popolo delle partite IVA, ma il principe degli elementi è questo nuovo sistema di certificazione unica che poi ci darà ai contribuenti, ai privati, la possibilità di fare il cosiddetto 730 per compilato, che è stato spiegato ed è stato presentato e sono emersi dei problemi non indifferenti. Iniziamo per gradi. Il Jobs Act, 20 febbraio se non sbaglio entrano in vigore i decreti attuativi. Sì. Qualcuno qui in Veneto ha parlato di esplosione dell'occupazione. Che cosa succede realmente col Jobs Act e che cosa prevede questo Jobs Act? Allora, Job Act prevede una riforma di quello che è il mercato del lavoro su vari fronti. Un fronte che è quello più dibattuto, parlerei di questo, che è la riforma dell'articolo 18 e quindi della possibilità da parte delle imprese di licenziare, e sottolineo i nuovi assunti. Quindi non sarà retroattivo? Non sarà retroattivo per ora, perché comunque anche... Quindi quelli assunti dal 21 febbraio? No, quelli assunti dal mese di gennaio in avanti e non riguarda quelli che hanno già assunti per esempio nel 2014 e indietro. Possono essere licenziati però con un controvalore in base al tempo in cui sono stati assunti. Questo è diciamo in sintesi la riforma, però bisogna fare un tipo di valutazione che è questo. Questo tipo di riforma, questa flessibilità del mercato di lavoro, lo lancio come tema, magari di spunto anche ai suoi ascoltatori in modo che possano ragionare, può essere per uno Stato un elemento di attrattività per un investitore estero, ovvero sia, noi abbiamo uno stipendio medio in Italia che è di circa 1.000-1.200 euro al mese. Al di fuori dell'Italia, nei punti e nei poli di produzione industriale, lo stipendio è di circa 400 euro al mese. Sì, ma con che rapporto rispetto al costo della vita? Allora, rispetto al costo della vita il rapporto è poco più alto dei 400, ma non voglio arrivare al discorso del rapporto del costo della vita perché arriviamo a un discorso di competitività in termini economico, dopo sul fatto che in questi posti la vita costa meno, questo ne discutiamo. Però dal punto di vista dell'investimento un lavoratore 1.200 al netto contro 400 al netto mi conviene quello a 400. Esattamente, allora la mia domanda è: realmente serve ad oggi all'Italia una riforma che è legata a una flessibilità nel licenziamento, dove abbiamo un problema di competitività legata al costo del lavoro? E questo è il primo argomento.
Il secondo argomento... Però come può il costo del lavoro in Italia, che già 1.200 euro in Italia sembra uno stipendio, è uno stipendio da fame? Sì, non è una cosa grandissima. E con 400 euro... Ma no, io non sto dicendo, ecco, guardi, io non sto però dicendo... io interpreto anche chi sente da casa, Certo, no? io non sto assolutamente avvalorando la tesi di abbassare gli stipendi a 400 euro, le premetto questo. Se devo fare un ragionamento mio E come si fa a diventare allora competitivi col costo del lavoro? Prima cosa, non si doveva sbagliare a delocalizzare le produzioni, primo. Seconda cosa, bisognava ragionare su un fattore di protezionismo della produzione interna. Cioè la mia produzione interna, dove io sono uno specialista, le faccio un esempio perché arrivo dalla provincia di Venezia. Il costo del lavoro in certi punti vuol dire anche prodotto qualità-prezzo, che non è... Prodotto dove c'è un know-how esclusivo, ecco, questo vorrei dire. Ecco. Io arrivo dalla provincia di Venezia e da qui raccolgo per esempio la lavorazione del vetro. Sì. Okay? Non so se si fa un giro per Piazza San Marco e quando si vede l'etichettatura Made in Cina sulle gondole in vetro, penso che qualcosa nel suo profondo le viene... Sì, beh, ecco. certo. Allora, nel momento in cui si vede questo, significa che il nostro sistema impresa e soprattutto il sistema politico doganale che doveva proteggere da queste cose qui ha fallito. Ha fallito ma 5, 6, 7, 8 anni fa, quando ancora la crisi non ci aveva morso, la globalizzazione sembrava il futuro, l'Eldorado, e quindi certe dazi doganali, il protezionismo è stato... Si poteva fare globalizzazione e protezionismo, forse si sono confuse le due cose? No, si sono molto confuse le cose, perché globalizzare non vuol dire non proteggere ciò di cui tu sei proprietario in esclusiva, cioè il tipo di lavorazione del vetro, nessuno mi ha obbligato a esternalizzarlo, dovevo proteggerlo perché proteggendo per esempio la lavorazione del vetro, così come tantissime altre cose, rimaneva il mio tessuto economico interno, il mio prodotto comunque veniva lavorato. La globalizzazione vale per quello che è la produzione di massa ad alti livelli, cioè nel senso, se io devo produrre una vite e le viti me ne servono miliardi per fare quello che devo fare, posso capire che la globalizzazione qualcosa influenzi, ma il prodotto di tipo artigianale, il prodotto dove abbiamo l'eccellenza, va protetto e tutelato. E mi sono fermato al vetro, se vogliamo andiamo anche all'agroalimentare o su altri settori. Non è stato tutelato perché probabilmente possono dire magari alcune imprese che hanno delocalizzato, perché altrimenti continuare a produrre secondo il canone non si poteva vivere, non lo so, non era economico. Ma secondo lei un prodotto esclusivo, allora teniamo presente che il lusso, certi tipi di prodotti non sono suscettibili del costo di produzione. E continuano ad essere anche dei comparti che fanno girare l'economia, non mi sembra in Italia, però. Non in Italia. Che abbiano sentito della crisi. Certamente, ma non in Italia, è lì che noi abbiamo perso. Io sto parlando proprio di questo. Paradossalmente i più creativi, più abili, che potevano intercettare questa fetta del mercato del lusso, che se la sono fatta sottrarre? Sì, sono andati a produrre fuori per globalizzare il costo, dove la differenza tra costo produzione e emissione di costo alla vendita è seminata, per esempio in quella che può essere l'azione di comunicazione o altro, e il loro margine, perché le imprese che potevano fare queste hanno massimizzato il profitto. Questo è il concetto, e la massimizzazione del profitto è un elemento finanziario. Cosa sto dicendo in sintesi? Cosa sto dicendo in sintesi? Che purtroppo abbiamo avuto, invece della protezione dell'imprenditore, del piccolo artigiano eccetera, abbiamo privilegiato l'asset finanziario, cioè l'impresa fatta da azioni e da carte, ma non da imprenditori, e questo è stato il nostro errore a livello globale. Quindi tutte quelle imprese che all'inizio degli anni 2000, no, si ricorda quando c'era l'information technology, la new economy, che facevano a gara per essere quotata in borsa, che cosa è significato? Ha decretato la morte del manifatturiero italiano? No, la net economy è un'altra economia, è un'economia legata all'immateriale, è un altro comparto, non ha niente a che fare con l'impresa artigianale produttiva locale, un'altra cosa. La net economy
ed essendo immateriale ha un dinamismo economico che è molto legato, ed è così, a quello che è l'asset dell'investimento, quindi ha bisogno di un certo numero di capitali per evolversi. Però se non ricordo male, sempre in quegli anni, aziende produttive, anche marchi non proprio grandissimi nazionali, facevano una gara per quotarsi in borsa. Quello è stato un errore o è stata un'azione positiva? Se il marchio non grande era un marchio artigianale ed era un marchio piccolo, ha fatto un errore perché ha immesso il sistema finanziario nell'ambito produttivo artigianale. Questo è il discorso. E con questo errore do lo spazio alla pubblicità, torniamo tra un paio di minuti. Grazie. Siamo tornati in studio, con noi Alberto De Franceschi, presidente Associazione 2010, che ha ospitato Telefisco, una giornata in cui si sono evidenziati quali sono le novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità. Si parlava del Jobs Act e poi abbiamo anche un po' deviato sulle prospettive occupazionali, ma torniamo proprio alla materia fiscale, dato che lei è commercialista e tributarista. Quali sono le cose che possono interessare i privati in questa legge di stabilità? Quali benefici? Perché mi pare che ci siano le norme sul recupero dei capitali all'estero, ma non credo che sia una norma che interessi molti in prima persona. Interessa però il fatto che finalmente qualcosa ritornerà nelle casse dello Stato italiano. Allora, la dichiarazione volontaria, la voluntary disclosure, che è questo nuovo sistema per il rientro dei capitali all'estero, può essere carino sapere che per esempio la Svizzera ha aperto i libri, i mastri dei correntisti, e quindi c'è uno scambio di informazioni, per cui chi ha capitali all'estero tendenzialmente è agevolato di dichiararli con questa dichiarazione volontaria, pagare un equo compenso per farli rientrare in Italia. Quanto monta questo equo compenso? Ma l'equo compenso era il famoso 19%, però ne stanno ancora discutendo, per cui non vorrei dare dei numeri che poi... Ma potrebbe essere minore o maggiore di questo 19%? Tanto per così fare un po' i conti in tasca a questi paperon dei paperoni. Ma guardi, allora, il discorso è questo, è come il discorso che poi è stato ritirato, non so come finirà, del 3%, no? Dell'evasione superiore al 3%. Dov'è la convenienza? Non è tanto su un pagamento di imposta, perché sotto una logica fiscale e tributaria il non pagare l'imposta per N anni, indipendente, per poi pagare anche multe e sanzioni in maniera dilazionata, può essere conveniente. Giusto? Io non le pago adesso, le pagherò fra 5 anni se mi trovi, e poi farò le rate, poi farò un contenzioso, chissà cosa faccio. Potrebbe essere conveniente, è assolutamente una cosa da non farsi, perché altrimenti istigazione al reato tributario. Però il ragionamento è: questi signori che hanno portato dei capitali all'estero probabilmente non li hanno neanche portati, ci sono arrivati lì perché per giri di, come posso dire, gestioni economiche che hanno all'estero, quindi sono operazioni che trovano... è vero anche che oggi non c'è più la persona con la valigetta che porta, ma magari fa delle transazioni... Diciamo che con l'ultima legge sull'antiriciclaggio, quindi le somme che non possono essere pagate per contanti, 500, e adesso hanno portato a 1000 euro, lo spallone di frontiera, forse una figura che rimane... costa di più il viaggio tra poche... rimane nell'immaginario collettivo o nella memoria storica. Però i conti esteri nascono quando delle persone hanno delle delocalizzazioni estero, delle fabbriche che producono all'estero sono italiani, magari il loro reddito preferiscono lasciarlo fuori per non farlo attrarre dall'imposizione italiana, violando delle norme. Con questo pagamento di questo importo regolarizzano la posizione. Su questo e sul fatto che il governo Renzi pensi che questo immetta nel tessuto economico un valore, perché a quel punto uno riporta in Italia dei capitali e dice investo, compro, faccio case, non so, spendo, compro.
Ho forti dubbi perché chi li ha voluti fuori i soldi li vuole tenere fuori, non li vuole portare in Italia, o ha sistemi per cui stanno bene che stiano lì fuori. Sì, ma la Svizzera si è aperto i libri mastri, allora questi soldi dalla Svizzera vanno da qualche altra parte? Guardi, la Svizzera, allora se parliamo di quello, non so se gli ascoltatori lo sanno, ma esistono i cosiddetti blacklist, che sono le liste dei paradisi fiscali. E sono tantissimi posti, è un po' un ricorrersi. Ormai in Svizzera non ce li porta più nessuno, non ce l'ha portata più nessuno, vuole dirci? Diciamo che io ho reminiscenze fine anni 90, quando c'erano ancora c'era quel sistema dello scudo, no? Che sul Canton Ticino erano tutti col fazzoletto grosso e le lacrime altrettanto grosse perché avevano perso parecchi capitali. Diciamo che la Svizzera ormai ha perso un po' questa natura finanziaria per protezione dei capitali, forse più un posto dove si va a fare investimenti di altro tipo, perché è attrezzata con banche, ha una serie di servizi finanziari evoluti che magari in Italia forse non sono allo stesso livello. Questa era una delle agevolazioni. Per restare però sul discorso di Telefisco, no? Certo. E di parlare di quelle che possono essere, diciamo, le cose che possono essere, provvedimenti che possono interessare essere tutti. utili per i contribuenti, da quest'anno tutti i contribuenti saranno premiati col 7,30 per compilato, che avranno... È un po' ironico, lei sta dicendo sono questa molto cosa con tutta ironia. Sono molto ironico perché saranno premiati, che lo Stato gli farà trovare, il 7,30 bello già preparato, andranno da un professionista, da un CAF abilitato e confermeranno o meno che questa dichiarazione è corretta oppure no. Perché vuol dire che lo Stato sa tutti i tuoi movimenti? Questo è il primo aspetto, il secondo aspetto è un altro. Ed è stato un tema che si è discusso a Telefisco, è un tema molto rilevante. Io, che sono anche un professionista, non credo di fare 7,30 per compilati, ma nella mia stessa posizione ci sono molti altri colleghi. Perché? Nel momento in cui io prelevo un 7,30 e lo consegno a un contribuente perché mi dica se i dati inseriti sono giusti o meno, o faccia le rettifiche, comunque, dati relativi alle proprietà, al lavoro, al reddito? Dati relativi al lavoro dipendente, agli interessi per caso se sono tassati, a quelli che possono essere i compensi anche di natura occasionale, all'immobile chiaramente, agli affitti e tutte queste cose qui, che formano il reddito personale. Bene. Nel momento in cui nel mio 7,30... Anche con tutte le detrazioni, tutti gli scontrini della farmacia. Tutto preciso quindi in linea io scherzo, ma è vero. No, ma hanno l'obbligo di trasmissione, comunque gli scontrini della farmacia vanno integrati da quest'anno perché effettivamente anche lì forse hanno pensato che il meccanismo non era così blindato. Ma andiamo al sodo. Io consegno questo bel modellino precompilato ai contribuenti, il quale mi dice, caro Radio Genere De Franceschi, questo modellino mi va bene, lo manda via, ok. Nel momento in cui vede un importo da pagare, gli dico di casi ne ho anche a ogni anno, c'è da pagare e questo mi dice non lo trasmetta, non me lo firma per la trasmissione, lo Stato ha pensato che... l'importo da pagare perché sono le tasse, no? Perché magari ha dichiarato più figli di quanti doveva averne per qualche motivo. Ah, quindi un importo da pagare che è sanzionatorio? No, un importo che magari ha sbagliato la dichiarazione dei carichi di famiglia, ha indicato familiari o figli a carico in più, per errore, è stato fatto un errore, vanno rettificati e come prevede la normativa nel 7,30 vanno conguagliati, no? Quindi va indicato un importo che ha percepito il contribuente in più e che invece non gli è dovuto. E se invece c'è un errore in favore del contribuente? Va a rimborso. Ma parliamo del caso in cui c'è un errore... Che il rimborso firmano subito. Mi faccia finire sul discorso in cui invece c'è un debito d'imposta. Sì. Il debito d'imposta viene messo a carico del professionista. E secondo lei, noi professionisti, ci prendiamo questo carico di pagare il debito d'imposta dei nostri contribuenti? E perché a carico dei professionisti? Perché la normativa sull'istituzione di questo nuovo processo ha corresponsabilizzato il professionista al pagamento dei debiti d'imposta emergenti perché si suppone che le dichiarazioni precedenti siano state errate perché il professionista ha sbagliato? Perché si suppone che la dichiarazione che io ho trasmesso ha un visto di conformità e di controllo, che già quello è difficile a farsi perché
Se io ho 3 clienti, so chi sono, magari da una vita, papà, zio e nonno li conosco da sempre, ma quando uno ha un po' più di clienti non è che li conosca proprio fino in fondo. Ma quello che e lei non ha il modo di fare una verifica per ogni persona? Io non sono lo Stato che è dotato di questi potenti mezzi, io sono un professionista e questi mezzi magari non li ho. Ma quello che è scandaloso è che se io prelevo un modello che lei non vuole confermare e rimane un debito d'imposta, io comunque sono incaricato di pagare quell'imposta. Quindi rimane un onere mio e questo è un primo problema. Il secondo problema è sotto l'aspetto professionale, che la mia copertura assicurativa che devo avere per legge non mi copre, perché questo importo che io devo andare a pagare per suo conto ho la possibilità di rivalermi su di lei se la trovo. Quindi pensi che questo meccanismo qui, da qui a marzo... ci deve essere anche una certificazione che io incarico lei come professionista. Infatti l'ho ritirato il modello e gliel'ho consegnato, quella è la certificazione. Ecco, ma nel momento io incarico lei, io devo comunque darle dei soldi perché... No, questo è un servizio che lo Stato paga al professionista, una cifra formidabile di 13 euro per dichiarazione che chiaramente pagherà sicuramente il mio lavoro. Quindi sono i 7,30 con sorpresa per i commercialisti. No, io temo, ed è questo che volevo dire, che magari i suoi contribuenti e i suoi utenti si aggiornino, si informino, perché probabilmente la categoria non farà questo tipo di modelli e non li vorrà fare. Quindi alla fine per avere il modello 730 precompilato... Uno se lo deve fare. O deve andare al CAF? No, neanche al CAF. No, neanche loro. Se lo deve proprio fare. Ma ed è possibile che io rinunci al modello precompilato e segua la vecchia procedura andando dal commercialista? Certamente, però lei... Allora, io ritorno sul il modello discorso. Precompilato non costa niente, il modello, se vado da un commercialista che me lo faccia, ha un onere. Io torno sulla serietà delle cose. La serietà delle cose è che non si devono mettere in atto queste cose, perché se il contribuente fa qualcosa... Ma non le sembra che questa sua ritrosia poi diventi la reazione, la protesta ad una che può, tutela di casta che può sembrare agli occhi del contribuente? Non penso, perché io credo che sia serio nei suoi confronti, che lei abbia una dichiarazione che lei la possa confermare, che il professionista faccia certi controlli e sia responsabile di certi controlli, ma non di cose che non è nella sua facoltà. Se lei dichiara di avere se io vengo da lei, a prescindere dal modello prestampato, le dice ok, lo facciamo insieme, io mi assumo la responsabilità dei miei errori, però pagare gli errori di qualcun altro che ha compilato in maniera erronea non mi sta bene. Pagare le dichiarazioni mendaci che lei può fare io non le voglio pagare, certo, e questo è il discorso, ed è poco serio. Lei si troverebbe a certificare una cosa già compilata non da lei, insomma. Esatto, ma se lei mi dichiara che ha 3 figli, cosa devo venirgli a contare a casa se dopo ne ha 2? Cioè, come faccio? Oppure se lei mi dichiara che non dà l'assegno diciamo divorzile e invece ce l'ha, cioè, come faccio? Cioè, non posso entrare nel personale. Ecco, questo sto dicendo. Io mi assumo ben volentieri i miei errori, perché da professionista, calcoli, in quello che è corretto. Le aliquote magari che uno... Certamente, e da professionista, e lo dico a tutti quanti, sappiate che tutti i professionisti devono essere coperti da assicurazione, e tutti i professionisti nel momento in cui sbagliano e si è certificato che l'errore è loro, devono pagare la sanzione che emerge. Nessuno fa eccezione. Allora, se i professionisti scanseranno il modello precompilato e un contribuente dice ok, allora io me lo prendo, come fa? Posso prendermelo da solo? Perfetto. Vado a presentare? Cioè, come funziona? No, funziona così, e ed è poi semplicissimo. Se sbaglio che cosa succede? Chi si rifale su di me? Lo Stato si fa su di lei, e io sono felicissimo nel senso positivo del termine. Allora lei basta solo che chieda il servizio che si chiama Fisco Online. Questo servizio si va tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it. Lì si chiede un codice, lei viene abilitato a questo sistema di Fisco Online, lei direttamente può visionare questo modello che è precompilato e può confermarlo. La conferma tramite Fisco Online cosa produce? Produce che già l'Agenzia delle Entrate teoricamente non li dovrebbe fare i controlli, diciamo, formali, quindi esclude una parte di controlli. Attenzione che sui controlli formali non vuol dire le detrazioni, non vuol dire alcuni controlli che sono legati ai carichi di famiglia, eccetera, per cui se ci sono degli errori, gli errori poi vengono comunque fuori. Successivamente le verranno fatte delle altre verifiche che possono essere documentali, a cui lei dovrà rispondere nel momento in cui ci siano dei documenti che non sono automatizzati per il fisco. Procedura semplice, se la può fare lei, procedura che può fare una persona che ha un'età probabilmente che può andare dai 18 anni fino
è il 50, però quelli che hanno, non so, 60 anni, penso io, non so se si riescono a fare questa cosa qui. Ecco, il problema è più per questa categoria di soggetti. Però lei faceva riferimento documentale, allora io vado in Fisco Online, io torno, scusi, io ho una conoscenza di queste materie proprio elementare. Ho gli scontrini della farmacia, come glieli comunico? No, allora, molto semplice. O attraverso diciamo la mia tesserina, loro sanno quanto io ho incamerato dai farmacisti. Diciamo che il meccanismo dovrebbe prevedere che all'atto del scontrino, siccome la farmacia digita il codice fiscale, entrasse in una sorta di banca. Esatto, sanno quanto io ho speso di farmacia. Sono, esatto, però potrebbero esserci delle spese che non sono per vari motivi entrate, a che lei cosa fa? Integra, cioè aggiunge queste somme alla sua dichiarazione. Ecco il controllo documentale che parlavo prima con lei, cioè le possono chiedere informazioni relative a quei documenti che non sono automatizzati. Che non sono stati digitalizzati nel sistema. Quali altre novità in questa legge di stabilità, qualche norma fiscale, non lo so, il costo del lavoro che costa meno, riducono l'IRAP? No, purtroppo sono novità non a favore, ma sono... Allora, a parte i famosi 30 euro in più in busta paga, 60 euro in più in busta paga, eccetera. Per qualche categoria di soggetti, insomma, sa che qualche tempo fa li hanno fatti e li hanno confermati. No, le novità più salienti è che purtroppo le piccole partite IVA, per prendere un'altra tipologia di soggetti, hanno avuto un incremento del costo, quindi i cosiddetti contribuenti... Non c'è più quella partita IVA agevolata? No, c'è ancora la partita IVA agevolata, solo che non avrà più un costo del 5%, ma del 15%, e quindi avrà un incremento del 10%. Il che non è questo, cioè, insomma, 10% tenendo conto che non è soggetto agli studi di settore, non è una partita IVA che ha un grande, fa bisogno di gestione documentale. Quindi non costa di commercialista? No, assolutamente no, perché viene fatto un adempimento una volta all'anno. Quanto può costare una partita IVA, così si possono dare? Perché tante volte noi abbiamo delle persone che hanno delle idee, vorrebbero avviare un'apertura, però dicono: guardi, però mi costa aprire la partita IVA e poi se non guadagno ho un costo puro. A livello professionale un costo allora, l'apertura di una partita IVA può costare, diciamo, nel momento in cui ci sia anche una camera di commercio di mezzo, faccia conto sui 300 euro, una cosa del genere. E la gestione più o meno media? No, la gestione è, in questo caso qui dei contribuenti minimi, può costare intorno ai 600 euro, che è il costo della dichiarazione. Ecco, questi sono i livelli medi di mercato. Quindi il costo però rientra nella dichiarazione poi alla fine? Sì, gestione e dichiarazione. Sì, gestione e dichiarazione comunque è un componente che può essere dedotto dal reddito. Quello che incide nei contribuenti minimi, volevo farle notare, è la gestione dell'INPS. Perché la gestione dell'INPS ogni anno aumenta, quindi cosa succede? Succede che in realtà l'aumento del 10% più l'incremento dell'indicizzazione della gestione dell'INPS produce un aumento che non è poco, per cui si va dai 15 più un altro 22%, siamo a un 37%, quasi un 40%. E se questa persona che apre una società individuale guadagna poco o niente, deve comunque avere tutti questi oneri? No, come l'ho detto prima, è una tassazione che va sul reddito, perfetto. E quindi se lei non ha reddito non pagherà reddito, essendo esclusa anche dagli studi di settore, come abbiamo detto. No, questo è il punto importante, perché se si ha reddito ci sono questi parametri, se non si ha reddito comunque, perché evitare di aprire una partita IVA nell'incertezza di una redditualità o meno può soffocare delle iniziative che invece potrebbero poi nel tempo svilupparsi. C'è il periodo dello start-up, chiamiamolo così. Ecco, allora io vorrei precisare questo, questi tipi di iniziative devono essere collocate fra le iniziative di quelli che sono i piccoli professionisti che cominciano o quelle piccole attività che si mettono nel mondo del lavoro. Non debbono essere considerate, come purtroppo qualche volta succede, i cosiddetti dipendenti mascherati, per cui chi ha una partita IVA ma in realtà è un lavoratore dipendente, e questo probabilmente da parte dello Stato, e volevo spezzare una lancia in favore dello Stato, visto che oggi l'abbiamo un po' punzecchiato, è avere innalzato un po' il costo e anche un po' avere riequilibrato anche con la manovra del Job Act, cioè dire attenzione, cerchiamo di dare stabilità nei contratti, perché con il Job Act di prima
Sì, l'articolo 18, però ricordiamoci che lì è stato introdotto la formula del contratto a tempo indeterminato, quindi di togliere tutta quella casistica di contratti intermittenti e non continuativi che creavano instabilità. A progetto e compagnia. Esattamente. Abbiamo ancora un paio di minuti, cos'altro di interessante ci può dire? Relativo al fisco? Relativo al fisco io posso dirvi che una delle materie su cui sarà puntata l'attenzione nei prossimi mesi sarà forse se rimaniamo nell'euro oppure no. Sembra strano, però è una cosa Ma che... è possibile uscire dall'euro, lei che è un tributarista, un commercialista, un economista? No, a prescindere poi dalle idee che uno può avere o meno... Nessuno ci ha obbligato a rimanere in un sistema dove noi non vogliamo stare. E purtroppo ma possiamo uscire ed è conveniente uscire, secondo Ecco, questo è il discorso, è conveniente uscire più che possiamo uscire. Sì. Allora, il ragionamento che ormai è sui tavoli della politica e che presto o tardi vedremo nei prossimi mesi verrà tirato fuori è se uscire come o se rimanere come, cioè nel senso noi abbiamo pagato per l'euro perché volevamo fare un qualcosa, avevamo un progetto comunitario e questo progetto comunitario ci sta dando quello per cui noi abbiamo pagato e le cose che noi ci aspettiamo che arrivino. Se questo non fosse, bisogna trovare un sistema che nel momento in cui noi usciamo ci diciamo, insoddisfatti ma rimborsati. Esattamente. Io ringrazio Alberto De Franceschi per questa disamina, insomma, per averci accompagnato un po' a questo mondo difficile che è il mondo del fisco, per questi consigli e segnalazioni. Ringrazio voi per averci seguito in 7 in punto durante la giornata, l'edizione del TG. Grazie, arrivederci.